Amiche e amici, buongiorno, ben trovati in diretta con Ore 13. Il nostro salotto si apre a tutti voi che ci state seguendo da casa e sia con le televisioni che con tutti gli strumenti insomma, che Antena 3 vi mette a disposizione, perché sappiamo che tanti ci seguono nei tablet, nei telefonini, nei PC, insomma Antena 3 è sempre e comunque all'altezza di quelle che possono essere le esigenze dei suoi telespettatori. Allora, oggi parliamo di un tema che insomma, è molto caldo, tra l'altro l'abbiamo affrontato anche già nel 2018 su questa sede, perché c'è purtroppo un fenomeno, una tendenza che è assolutamente negativa e che si sta cercando in qualche modo di contrastare. Stiamo parlando degli incidenti sul lavoro, in particolare gli incidenti mortali, ne stanno purtroppo avvenendo parecchi in questo inizio 2018 e insieme agli ospiti che ci sono qui come oggi vogliamo capire insomma, innanzitutto se c'è una qualche causa comune tra quello che sta accadendo, ma soprattutto che cosa si può fare dal punto di vista della prevenzione e ovviamente anche della formazione. Ve li presento i miei ospiti. Allora ci sono Vendemiano Sartor, che è presidente di Confartigianato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Gianni Pasian, che è segretario della CISL di Belluno e Treviso. Buongiorno a tutti. E il dottor Roberto Agnesi, che è responsabile dello SPISAL ULS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno. 0422 162 6798 continua a essere il nostro numero di telefono per intervenire in diretta, dirci la vostra, come lo potete fare anche tramite la pagina Facebook di Antena 3, dove c'è un post dedicato alla puntata di oggi e sul quale appunto potete lasciarci le vostre impressioni, domande o considerazioni. Andiamo al nocciolo della contesa. Allora, innanzitutto c'è qualcuno che ha dei dati aggiornati su quanto sta avvenendo dal punto di vista degli incidenti sul lavoro a Treviso? Posso darveli io perché per conto della Regione gestisco l'osservatorio epidemiologico sugli infortuni mortali, per cui noi raccogliamo i dati che provengono da tutti gli SPISAL del Veneto in tempo quasi reale. È una prima mappa che non va a fondo sulle cause, ma serve per avere il monitoraggio della situazione. Per chi è interessato i dati si possono anche trovare sul sito tematico SPISAL all'interno del sito aziendale della ULS 2, scegliendo la pagina epidemiologia. Allo stato attuale, escludendo gli infortuni dovuti al traffico stradale, quelli in itinere e quelli legati ad altre cause, gli infortuni mortali accaduti a Treviso dall'inizio dell'anno sono 5, perché alcuni casi che vengono conteggiati come infortunio sul lavoro in effetti sono dovuti a cause mediche di tipo diverso, occasionalmente avvenuti in ambiente di lavoro. Mi riferisco a 2 episodi di infarto che non avevano nulla a che fare con l'attività lavorativa, e in tutto il Veneto i deceduti per causa lavorativa in ambiente di lavoro sono 17. Questi dati sono rispetto agli anni precedenti, sono in aumento, in calo? Sono praticamente sulla stessa linea a livello alto, nel senso che negli ultimi 4 anni le oscillazioni di mese in mese ci sono, non sono sempre uguali, ed essendo eventi statisticamente rari ci sono anche oscillazioni nel tempo molto ampie, per cui può capitare l'anno in cui abbiamo 11 infortuni mortali in provincia di Treviso, l'anno dopo ne abbiamo 3 e magari lo stesso anno ne ha 11 la provincia di Rovigo, perché l'effetto casuale e la variabilità dell'infortunio fanno sì che ci siano ampie oscillazioni. Se guardiamo un periodo più lungo, che è quello che ci serve per capire come vanno le cose, il trend almeno fino al 2017 è stato in diminuzione fino al 2014, con una lieve ripresa nel 2015 e nel 2016, ma il trend di tutto il periodo di 5-6 anni recente è un trend che però con le oscillazioni periodiche va in diminuzione. Va in diminuzione. Allora, questo insomma, è il primo dato su cui assolutamente ragionare, solamente che in questo momento ci troviamo invece nella fase di oscillazione, siamo nel picco. Siamo nel picco. Perché si muore di lavoro nel 2018? Beh, è difficile trovare un'unica, causa perché si muore di lavoro all'interno dei luoghi di lavoro. Il problema qual è? Che ci possono essere diverse concause che portano all'infortunio all'interno del posto di lavoro,
e purtroppo in Italia oggi mi sembra che siamo già arrivati a 162 morti nei primi 3 mesi dell'anno, cosa che noi riteniamo come sindacato una situazione tra virgolette inaccettabile, perché questo oltre che essere un dramma umano diventa poi anche successivamente un dramma sociale. E con tutti i nessi e connessi che possono, diciamo, tra virgolette, portare. Le cause cosa possono essere? A volte può essere la tipologia del lavoro che è più soggetto a altri, altre volte può essere una non consapevolezza del rischio del lavoro che io sto facendo in quel momento là. Lo sottovaluto, lo faccio in maniera, diciamo, tra virgolette, un po' tra virgolette, leggera, diciamo. L'altra causa potrebbe essere non mettere in pratica tutta quanta la formazione che viene fatta, perché di formazione ne viene fatta tanta, viene fatta tanta, tra virgolette, anche prevenzione, e vedo che dove noi interveniamo con la prevenzione, cioè dove abbiamo dei soggetti che possono girare nei luoghi di lavoro a, tra virgolette, informare e formare i lavoratori e anche i stessi datori di lavoro, c'è un'attenzione maggiore rispetto al rischio che si può avere all'interno del posto Quindi diciamo che lavoro. innanzitutto così, accendere un faro puntato sulla questione sicuramente comincia ad aiutare. Beniamino Sartor, allora, tipologia di lavoro, negligenza, leggerezza, questi possono essere i 3 ambiti. Secondo lei quella incide di più? Ma guarda, intanto è corretto ed è opportuno e anzi bisogna continuare a parlarne, perché dal punto di vista normativo, dal punto di vista dell'attenzione, dal punto di vista, diciamo così, degli elementi anche da mettere in campo, credo che tutti siamo attrezzati, tutti lo facciamo, sia dal punto di vista della formazione, sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista anche di dare un sostegno economico perché queste cose avvengano. Bisogna sempre puntare l'attenzione sui comportamenti, perché se noi andiamo a vedere gli incidenti che sono stati sono un po' tutti diversi tra di loro e su tipologie di lavoro un po' particolari. Sì, che siamo entrati in una condizione purtroppo quindi, nella certo, quale non si riesce a... cioè ci sono tante... esatto. Quindi bisogna insistere sempre sulla formazione della persona e far capire che quando si fanno determinati movimenti, si fanno determinati comportamenti, bisogna che ci sia prima di tutto un'attenzione, perché come gli incidenti sulla strada, se tutti fossero attenti e nessuno sbagliasse, magari non succederebbero, quindi bisogna comunque creare un elemento continuo di attenzione. È vero, come diceva prima il dottor Dello Spisa, che nel tempo le varie questioni hanno portato a una diminuzione, ma finché ce n'è uno noi dobbiamo far passare messaggi, e questi messaggi non solo nel posto di lavoro, bisogna far passare anche sulla formazione scolastica, creare la cultura e dire che bisogna stare attenti perché la vita una ne abbiamo, non tante. E quindi nel momento in cui facciamo determinati comportamenti, stare attenti che il pensiero sia attento, perché ripeto, abbiamo visto che sulle produzioni normali, sulle attenzioni eccetera, sulle norme del lavoro, quelle generali, i miglioramenti ci sono, c'è anche un miglioramento da parte della cultura del dipendente. Abbiamo purtroppo degli incidenti che sono stati avvenuti, uno diverso dall'altro, ed è chiaro che ci sta anche una parte dell'errore umano, quindi certo, parlarne e soprattutto far capire che questo è un elemento formativo generale prima che del lavoro, perché nella stessa maniera vediamo che anche in altri settori o anche in casa qualche volta ci sono degli infortuni, diciamo tra virgolette, stupidi, no? Stupidi nel senso nel modo in cui avvengono, disattenzione e negligenza. Bisogna parlarne, quindi anche trasmissioni come questa lanciano messaggi e ognuno deve capire che deve avere attenzione ogni volta che fa un passo, soprattutto se non conosce cosa ha di fronte. Dottor Agnesi, allora, lo Spisa tra le altre cose, tra gli altri incarichi che ha, c'è anche quello appunto di andare a verificare il grado di sicurezza rispettato, no? Sì. All'interno del posto del lavoro. Dalla vostra esperienza, quali sono gli errori più comuni che vengono commessi? Li abbiamo pubblicati anche nel sito internet dal punto di vista delle violazioni che più frequentemente vengono contestate, e da cui nasce anche il fatto che noi eravamo già preoccupati prima che ci fosse
l'ondata di situazioni che abbiamo poi rilevato. Nel comparto dell'edilizia, anche quando non avevamo cadute dall'alto, le violazioni che trovavamo erano al 60% legate alla sicurezza rispetto ai lavori in quota. All'interno delle aziende... Quindi parlando così, insomma, rischio di caduta dall'alto. Rischio di caduta, e quindi insomma tutti quei sistemi che ci sono di ancoraggio in qualche modo. Coraggio, però quelli non sono prioritari. La priorità nel cantiere è quella legata ai sistemi di protezione collettiva, dove si fanno ovviamente lavori che richiedano questi tipi di sistemi, che non sono certamente quelli di breve durata. In qualche caso c'era la mancanza totale di sistemi di protezione, molto più spesso si trovano carenze limitate, che però sono quelle che, associate a un comportamento disattento, poi causano l'infortunio, perché per fortuna non tutti quelli che vanno sui tetti in condizioni insicure poi cadono. Ovvio. Perché altrimenti avremo situazioni, sì, per fortuna, ma è proprio il caso di dirlo, perché le modalità con cui gli infortuni capitano purtroppo sono meno di 10, tutti i mortali si possono ricondurre a meno di 10 modalità, e purtroppo capitano sempre allo stesso modo, per cui condivido il fatto che l'infortunio possa sembrare stupido. Diventa un po' più difficile prevedere che ci possa essere un infortunio prima che succeda. E lì spesso, perché le cause, come si diceva prima, non è una sola causa, ma c'è un insieme di cause che agiscono. In uno degli ultimi infortuni noi abbiamo provato ad analizzare il cosiddetto albero delle cause, ne abbiamo rilevate ben 12, una delle quali è l'azione anomala fatta dal lavoratore, ma è l'ultimo anello di una catena che parte da un problema di progettazione del tipo di lavoro da fare, degli strumenti adeguati per farlo, e il comportamento anomalo del lavoratore alla fine spesso è la conseguenza di qualcosa che non è stato pensato prima. Per questo noi diciamo non c'è una causa sola, ma dobbiamo anche nell'attività preventiva cercare di lavorare su tutto questo insieme di cause, perché prese una per una possono sembrare banali, ed è quello che ci contestano le aziende quando noi interveniamo con provvedimenti correttivi, e a volte ci dicono che facciamo interventi che non sono così rilevanti, però noi sappiamo che tante cause poco rilevanti messe insieme poi possono causare l'evento letale. Allora, la blocco solo un attimo perché io do la linea alla regia e poi torniamo a parlare appunto di quali sono le cause, insomma, più diffuse, e come insieme poi piccole concause fanno diventare un grande rischio, e che poi è il peggiore, insomma, che è quello del decesso. Linea alla regia. Mondo del lavoro, sicurezza, infortuni, come evitarli, prevenirli, bloccarli, ne stiamo parlando in questa puntata di Ore 13 0422 162 6798, vi ricordo potete chiamarci e ovviamente darci così la vostra impressione, il vostro contributo, o farci le vostre domande. Allora, innanzitutto prima si diceva con il dottor Agnesi come effettivamente tante piccole concause poi portano al grosso risultato in termini ovviamente negativi. C'è anche da dire che comunque, insomma, mi sembra che l'approccio, qui ovviamente abbiamo rappresentato sia il mondo dei lavoratori che il mondo delle imprese, rispetto ad altri periodi o altre zone, insomma, ci sia un'ottima collaborazione tra le parti. Ve lo chiedo ovviamente a entrambi. Allora, io penso che a livello di collaborazione tra chi rappresenta datori di lavoro e chi rappresenta i lavoratori in questo caso siano stati fatti dei passi da gigante avanti negli ultimi anni, e questo ha portato anche a strutturare alcuni sistemi per quanto riguarda sicurezza, monitoraggio e quant'altro. Il problema dico qual è, nel senso che noi dobbiamo capire adesso, a fronte di quello che sta capitando, come possiamo intervenire, perché molto probabilmente quello che è stato fatto è un ottimo risultato, ma molto probabilmente non è ancora sufficiente per tamponare tutto quanto quello che sta succedendo all'interno dei luoghi di lavoro. Allora, con un sistema di bilateralità, mi riferisco in particolar modo al settore dell'edilizia, sono stati fatti attraverso i comitati paritetici territoriali delle strutture che vanno a fare prevenzione all'interno dei cantieri, cioè sul luogo di lavoro, e di pari passo ci sono le scuole edili che fanno la formazione all'interno delle strutture delle scuole edili.
io penso che la formazione deve essere accompagnata anche all'interno del posto di lavoro, cioè non può essere solo formazione d'aula, ma deve essere una formazione specifica sul campo, perché lì vai a vedere effettivamente dei rischi. Cosa capita? Io dico l'esperienza che ho avuto io, ma molto probabilmente anche i colleghi che lavorano in altri settori hanno la stessa esperienza. Quando noi facciamo dei nuovi inserimenti sul posto di lavoro, con degli stage, con l'alternanza e quant'altro, se andiamo a recuperare delle persone che sono state formate da giovani, cioè gli alunni che entrano all'interno dei posti di lavoro, hanno un occhio molto probabilmente diverso di vedere il sistema sicurezza rispetto al lavoratore con esperienza. E qua è un grosso lavoro da fare, perché metti a confronto due generazioni che non è una cosa indifferente, non è una cosa indifferente. E questi entrano nel posto di lavoro e dicono a volte all'anziano: guarda che secondo me non stai rispettando la norma di sicurezza, perché noi hanno insegnato così. E la consapevolezza del rischio del giovane forse molto probabilmente è maggiore, ma non perché nell'anziano non sa affrontare il problema, perché molto probabilmente non ha la sensibilità. Non ha la sensibilità e ha sempre fatto quel tipo di lavoro così. Come quando il ragazzino sale in macchina col nonno o col genitore e dice: guarda che devi mettere la cintura solamente. È la stessa identica cosa. Ma sì, noi fortunatamente nel Veneto tra le parti abbiamo un'esperienza consolidata, a partire dall'edilizia, che è l'ente bilaterale, diciamo, che ha più età, ma anche l'ente bilaterale Veneto, tra virgolette, generale per tutte le categorie, attraverso appunto il COBIS, che è l'organismo paritatico per la sicurezza. Tutti questi elementi trovano riscontro, perché è evidente che c'è la convergenza tra parte datoriale e parte sindacale, che voglio dire, il luogo del lavoro quello è. D'altronde noi abbiamo anche tanti soci nostri che lavorano assieme ai loro dipendenti, perché voglio dire, nell'artigianato, quindi è vero quello che è stato detto, cioè che se uno ha un'abitudine di comportamento storico e ha sempre fatto così, fai fatica a farglielo cambiare. Oggi dobbiamo lavorare sulla parte formativa, che si lavora assieme, ci sono i comitati paritetici e ci sono anche i rappresentanti della sicurezza territoriale che hanno possibilità e capacità di andare a verificare anche nelle aziende assieme ai nostri rappresentanti, e c'è soprattutto un elemento anche oggi che dobbiamo mettere in campo, perché anche la tecnologia e tutto il ragionamento della cosiddetta industria 4.0, che è un elemento che non è solo per l'industria, anche nella organizzazione del cantiere potrebbe essere un elemento che aiuta, ma capire che se io trascuro un particolare è la stessa cosa che trascuri un elemento, tra virgolette, più significativo. Vediamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Maria da Paese, volevo dire una cosa, anzi due. Prego. Io ho avuto un cognato e anche un figlio che si sono fatti molto male. Uno non c'è più e l'altro ci hanno avuto 3 anni per mettersi a posto sul settore edilizia. Ci può raccontare un minimo di come è successo? Quando lavora la gente, spero che non ci siano nel Veneto queste cose, che mettono una specie di braccialetto per vedere quanti minuti ci mettono o per fare un certo lavoro, e per quando vanno al gabinetto quanto tempo ci mettono. E i tempi? E allora bisogna stare attenti, anche la prevenzione consiste anche nel dare tempi giusti ai lavori e anche tener conto delle persone che ci lavorano. Certo. Allora, intanto grazie signora per aver chiamato. Allora, sono due temi, ovviamente ci spiace per quello che è accaduto ai suoi cari e faceva sapere magari come erano successi questi incidenti, però insomma, ok. Sul discorso dei tempi di lavoro sicuramente, cioè è ovvio che facendo le cose in fretta, quanto può incidere la fretta su... La fretta incide, infatti non a caso molti incidenti capitano il venerdì pomeriggio quando è ora di andare a casa. Io ne ricordo uno con un morto e un invalido al 100%, perché per accorciare i tempi di ritorno a casa, invece di fare il giro che avevano fatto all'andata camminando su un percorso pedonabile, hanno scavalcato delle lastre di Eternit,
portandosi dietro un compressore e il compressore gli è caduto, ha sfondato l'asta di Ethernet e loro sono andati giù dietro al compressore. Quindi l'ultima causa è la fretta di tornare a casa, però c'è da dire che erano su un tetto non pedonabile, che è la causa del 1/4 dei morti, almeno finché l'edilizia lavorava parecchio. Un quarto? Un quarto dei morti capita per sfondamento della copertura. Tra l'altro anche 2 dei nostri recenti sono successi in questo modo e si continua ad andare sulle coperture che non sono pedonabili, non per colpa solo del lavoratore, che non è lui che decide quali sono le modalità di intervento, ma per colpa di una serie di persone che possono andare dal committente dell'opera fino al datore di lavoro dell'azienda. Però mi perdoni, cioè, come può avere responsabilità il committente dell'opera? Cioè... Il committente dell'opera intanto ha un compito che gli assegna la norma, che è quello di individuare delle aziende che abbiano l'idoneità tecnico-professionale per fare un lavoro. Quindi, chiariamo, scusi, perché a questo punto mi sto perdendo io, chi è il committente dell'opera? È anche il proprietario di un edificio su cui si fa un intervento di... Quindi io ho una responsabilità oggettiva nel momento in cui scelgo un'azienda? Sì, anche se lei non è un'azienda ed è un comune cittadino, le posso citare il caso abbastanza recente di un'anziana signora ottantenne che in Cassazione è stata giudicata colpevole per la morte di un artigiano, lavoratore autonomo, che aveva fatto un intervento usando un sistema di accesso in quota del tutto anomalo, e la Cassazione ha ritenuto che il committente, essendo quello che determina il costo dell'intervento, aveva pagato così poco da poter determinare un intervento così insicuro che anche uno non esperto se ne poteva accorgere, e quindi diventa un po' come se fosse il datore di lavoro di fatto del lavoratore autonomo. No, allora, scusate, devo tornare in pubblicità, però no, torniamoci su sto tema perché sono allibito. Breve spazio pubblicitario e poi torniamo a parlare di questo tema. Eccoci, allora ci siamo lasciati con un paladino allibito e ritorniamo in diretta con un paladino altrettanto allibito. Allora, il tema è sicurezza sul mondo del lavoro e ho scoperto una cosa all'alba dei 46 che non sapevo. Cioè, se io scelgo un artigiano il quale mi dice ti faccio 2 prezzi, il prezzo A è quello con me in sicurezza e il prezzo B ti faccio di meno perché non metto la transenna di protezione. Se io scelgo il prezzo B, che quindi porta in una condizione di sicurezza insufficiente e questo si fa male, poi io sono responsabile, non lo sapevo. La cosa continua a lasciarmi allibito, però adesso continuiamo a parlarne. Pronto, chi parla? Buongiorno, io mi chiamo Michela, chiamo da Annone Veneto, nella Venezia orientale. Buongiorno signora. Michela, ferma un attimo, le faccio una domanda, ferma. Fate anche me fare delle domande. Lei sapeva sta roba? Cioè quella che ho appena detto? Michela? C'è che blocca. Michela? Io sono qui, mi ha detto ferma, io sto ferma. Sì, no, le sto facendo la domanda io intanto. Lei sapeva sta cosa della responsabilità, praticamente se un artigiano viene da lei e che ne so, le fa un prezzo inferiore, se non si mette in sicurezza lei decide che va bene così, se poi... logico, è quel lavoro in nero per non pagare più tasse, per non pagare... È sempre stata così, non facciamo finta che queste cose non ci siano sempre state. Io volevo fare un'altra domanda. No, ma io non parlavo del nero. Voi state parlando di operai che muoiono sul posto di lavoro, giusto? Sì. Io volevo fare un'altra percentuale che sarebbe, a mio modesto parere, molto più alta, se si ha contezza di quanti muoiono non sul posto di lavoro, ma per problematiche del lavoro, e mi riferisco ad esempio a quelli che muoiono per cancro, tumore di amianto, di sostanze inquinanti e quant'altro, perché penso che il numero sarebbe molto, ma molto più alto, allora, rispetto all'operaio che muore sul posto di lavoro. Però dovrebbero avere lo stesso rispetto anche gli altri che, come ho detto, muoiono non sul posto di lavoro certo, ma per malattie causate dall'aver frequentato un posto di lavoro insano. Che fanno, giusto? Ok,
Grazie, adesso sentiamo c'è un incidente, abbiamo dei numeri, grazie per il chiamato. Li abbiamo e devo confermare che il numero di morti per malattia professionale al momento supera quello dei morti per infortunio sul lavoro. Quindi insomma domanda assolutamente pertinente, considerazione pertinente. C'è da dire comunque che la maggior parte di questi morti per malattia professionale sono legati ad esposizione ad amianto che per fortuna dal 1992 non c'è più. Il problema dei cancerogeni è che hanno un tempo di azione molto lungo che può superare anche i 40 anni. Noi in questo momento siamo preoccupati dei cancerogeni che ci sono oggi però, cioè non è che stiamo... non se ne parla, tipo metalli pesanti, cromo, nickel, alcuni... Quali sono le categorie a rischio da questo punto di vista? In questo momento quella che stiamo curando di più, perché c'è un progetto regionale che prevede il monitoraggio dei fattori di rischio dentro le aziende, per cui stiamo facendo anche attività di controllo sulle misure ambientali che le aziende fanno, perché non seguiamo sempre la moda dell'ultimo minuto, sono i lavori metalmeccanici e la lavorazione del legno. Seguendo due questioni che sono un po' di attualità, perché dall'inizio dell'anno scorso la formaldeide è stata classificata cancerogena per l'uomo, le polveri di legno sono già classificate cancerogene da parecchio tempo, quindi stiamo facendo interventi nelle lavorazioni del legno, nelle lavorazioni metalmeccaniche per i metalli tipo nickel, cromo eccetera, che possono essere cancerogeni. Quindi, non vorrei fare il gufo, ma tra qualche anno cominceremo a avere dei dati purtroppo molto importanti da questo punto di vista. Qualche caso di tumori legati all'esposizione a cromo c'è già, non è che sia una novità, noi facciamo in modo che siano molti di meno nel prossimo futuro. Allora, tornando alla mia sta cosa che mi ha sconvolto, è ovvio che se io pago in nero, cioè stare nella legge, nel momento in cui sono cosciente che non sto più nella legge, già in quel momento lì mi sento molto più responsabile se accade qualcosa, quindi io escludo il fatto di pagare l'artigiano in nero. Fatto sta che spesso tra l'altro quando accadono queste morti di solito anche direttamente con l'artigiano, cioè perché se l'artigiano in primis è il titolare che gestisce ovviamente quello che è il preventivo. Ma in effetti su queste questioni noi facciamo anche dei percorsi interni, per esempio la prossima settimana abbiamo un corso per gli impiantisti per i piccoli lavori in quota, perché il problema della quota non è solo quello delle costruzioni, magari là, siccome è un lavoro stabile, si organizzano e mettono anche le sicurezze. Chi fa grondaia, tutti i lavori di impiantistica, per esempio l'antennista piuttosto che altri, cioè che sono lavori estemporanei, anche là far capire che nella stessa maniera non serve che io stia su 10 giorni per cadere, basta che vada su anche un'altra volta. Quindi questo è un po' l'elemento. L'altro elemento è chiaro che tu dici ma io sono un po' sorpreso dalla questione della responsabilità, però se ragioniamo sotto l'aspetto culturale tutti noi dobbiamo cominciare a renderci conto che anche i nostri comportamenti ne mettono insieme altri e andare verso un elemento più virtuoso, perché altrimenti è chiaro che io che sono un cittadino comune non posso sapere tutto. Però se faccio dei lavori è obbligatorio il piano della sicurezza. Facciamo un esempio concreto, allora, al tennista, qual è la pratica corretta? Cioè, uno deve andare sul tetto. O a una cabina funziona? O si aggancia a un filo che c'è il cavo d'acciaio che c'è sul tetto, ma ad oggi cavo d'acciaio sulle case nostre ne vedo pochi. Quindi ci vorrebbe la cabina. Ci vorrebbe la cabina. Quindi c'è tutti coloro che fanno salire l'antennista sul tetto. No, chiedo. Non è corretto. Oppure i sistemi di aggancio potrebbe installarli al momento, per cui nel suo preventivo l'artigiano potrebbe dirgli per salire in sicurezza devo piazzare 2 o 3 punti di aggancio sul tetto, e a quel punto il committente A rifiuta perché dice tu mi buchi il tetto e dopo mi entra l'acqua, B perché devo pagare 500 euro in più per mettere questa roba qui che a me non serve, e di conseguenza c'è un aspetto di concorrenza sleale tra l'artigiano che non accetta di lavorare in condizioni di insicurezza e quello che accetta e quindi butta fuori dal mercato le aziende sane. Ci dovrebbe essere una normativa, cioè quando tu fai la progettazione di un edificio, di una cosa, ci dovrebbe essere già predisposto l'aggancio, il cavo e tutta una serie di cose, anche senza una normativa di legge. Perché? Perché sai che prima o dopo ti capiterà di salire sul tetto per fare delle manutenzioni, per fare delle cose. Perciò dovrebbe esserci, tra virgolette,
anche, non dico l'intelligenza, ma l'astuzia di chi fa la progettazione di metterlo già dentro in maniera pre-progetto. Diciamo. Adesso ci sono adesso ce ne sono, però... Ci sono anche le piattaforme mobili, tu le noleggi, non hanno costi eccessivi. Però, no? Non hanno costi eccessivi, però se uno si aspetta di mettere sull'antenna con 50 euro, faccio per dire, ne costa 500 euro, torniamo allo stesso discorso del prima, che non c'è. Invece le due signore facevano un'osservazione giusta. L'ultima signora che parlava di altre tipologie di morti sul lavoro che riguardano sempre comunque la sicurezza, perché la sicurezza riguarda anche la salubrità del posto di lavoro, cioè quando si fa la formazione anche sulla conoscenza dei materiali che vengono usati, dovremo sempre più approfondire questa cosa qua. L'altro tema che ha toccato la telefonata precedente che parlava di tempi. Noi ci troviamo ad affrontare oggi un mondo del lavoro post-crisi che è completamente cambiato. Certo. Che non riesci più a programmare, che i tempi di consegna tutti quanti ti chiedono sì, ti do la commessa sì e subito, e qua diventa il problema della gestione dei tempi e sappiamo che la fretta e la gestione dei tempi non sono amici, diciamo, della sicurezza all'interno del posto di lavoro. Sono due osservazioni che noi dobbiamo, tra virgolette, prendere in mano, affrontare e capire come possiamo affrontarle in modo tale da evitare altri, diciamo, tra virgolette, incidenti che riguardano quella tipologia di... Torno però a sta roba del cittadino che deve stare attento. No, insomma, state facendo cultura a me, probabilmente adesso non saranno tutte come la signora Michela che ha chiamato, che sono ferratissimi in materia, no? Adesso, per carità. Qualche volta non ci si pensa, no? Però significa che bisogna lavorare su questa cosa. Bisogna lavorare. Cioè bisogna informare, perché bisogna informare il cittadino anche prima di tutto. Perché secondo me, se l'informazione è un po' coercitiva, cioè io ti dico, bene, Paladin, allora io ti vengo a sistemare l'antenna, sono 500 euro. Ma mi sembrano tanti. Sì, io te lo posso fare a 100, ma se poi mi faccio male, guarda che sono veramente acidi. Cioè... Sì, ma ormai credo che noi all'interno nostro la norma e la cultura della norma la veicoliamo per i comportamenti, dopodiché lo diciamo anche sempre a tutti i nostri, nel momento in cui tu affronti il rapporto con il cliente, primo devi essere informato per dargli un prodotto o un servizio che sia competitivo a prescindere. Secondo, le norme di sicurezza per l'applicazione le conosci e quindi devi metterle in pratica. Dopo è chiaro che se uno dopo non vuole io di lavoro non, cioè, però, raramente mi trovo in questioni, cioè, dove posso rischiare fisicamente, però sinceramente se a me dicessero guarda, no, fammelo a un quinto e lascia pur perdere sulla sicurezza. Dopo teniamo conto che sono lavori che non è che uno li faccia tutti i giorni. Le faccio una domanda, se uno le offre una Mercedes a 3.000 euro nuova, lei è consapevole di fare un incauto acquisto? E che potrebbe essere materiale però rubato. Se a me chiede quanto costa io veramente, cioè tipo se a me chiede quanto costa il latte io non lo so, se a me chiede quanto costa fare un certo tipo di lavoro non lo so, però dico che se sono io il lavoratore che deve svolgere quella mansione, io non andrò mai a offrire il mio lavoro, cioè rischiando la vita perché... C'è qualcun altro che lo fa e questo è il problema. Molto spesso noi riceviamo gli esposti dagli imprenditori che perdono un lavoro perché hanno fatto un preventivo corretto, hanno rifiutato di prestarsi a lavori fatti male e il committente chiama un altro. A questo punto non può dire di essere inconsapevole, però tanto per chiarire i termini della questione, se il committente sceglie uno che lavora in nero e non è iscritto alla Camera di Commercio, c'è prevista una sanzione che si può applicare anche se non succede nulla. Se succede l'infortunio è il giudice che decide se anche il committente ha colpa, non siamo certamente noi, per cui se noi troviamo un lavoratore autonomo che lavora male, la sanzione la facciamo al datore di lavoro o al lavoratore autonomo, non al committente se lui ha scelto una ditta che ha l'idoneità tecnico-professionale. Il problema emerge quando c'è l'infortunio e quello ha anche conseguenze gravi. Si parlava prima dei tempi, anche le aziende devono essere consapevoli però che se capita l'infortunio perdono la commessa, pagano le penali, si trovano le macchine sequestrate, perché anche l'infortunio, oltre ai costi umani dell'infortunato, ha dei costi enormi dal punto di vista delle conseguenze, quindi secondo noi non vale la pena
noi siamo un organo di prevenzione e non di repressione. Tra l'altro parteciperemo su loro invito al convegno degli antennisti proprio per portare un contributo del tavolo provinciale della prevenzione che è fatto assieme agli organi di vigilanza e dagli organismi paritetici dell'industria e dell'artigianato, perché siamo convinti che mettere una sanzione è già un mezzo fallimento. Noi dobbiamo lavorare prima per arrivare a situazioni sicure e l'obiettivo è 0 morti, perché tutti gli infortuni mortali possono essere prevenuti. L'incidente banale può capitare, ma una lesione così grave da causare la morte non deve capitare, perché sono tutte, come dicevamo prima, riconducibili a 10 o meno cause, che sono sempre le stesse, che tutti conoscono e che si possono evitare. Dopo evitare. una breve pausa però, per piacere, me le elenca, le 10 cause. Piccola pausa, grazie. Ci siamo lasciati su una richiesta al dottor Agnesi di ricordare quelle che sono le principali cause appunto di morte del lavoro, se ce le elenca. Allora direi fra le principali abbiamo in questo momento in Veneto, la metto come prima perché è quella che nella situazione attuale è prevalente, è il ribaltamento dei trattori agricoli. Considerando che quasi la metà dei deceduti per questo tipo di infortunio non sono nemmeno assicurati in INAIL e quindi non entrano nelle statistiche dei mortali che vengono comunemente utilizzati. Il nostro centro osservatorio conteggia anche quelli che però non sono conteggiati dall'INAIL, che ormai sono quasi 1/3 degli infortuni mortali totali e della parte più anziana dei lavoratori che decedono, e sono soprattutto coltivatori diretti ultra settantenni che si rovesciano col trattore in parte privo dei sistemi di protezione, qualche volta purtroppo quei sistemi di protezione montati e abbassati e senza la cintura di sicurezza, perché è inutile mettere il roll bar se poi uno non si attacca alla cintura, finisce schiacciato lo stesso. La seconda causa sono le cadute dall'alto. Terzo, la caduta di materiali dall'alto addosso al lavoratore, ne abbiamo avuto 2 casi abbastanza recenti. Poi abbiamo i rischi da schiacciamento tra veicoli, tra parti dei veicoli, all'interno di impianti. Una delle cose che capitano spesso per esempio è la manomissione dei sistemi di protezione delle macchine e degli impianti, per cui succede che il lavoratore si trova o con parti degli arti superiori o addirittura con tutto il corpo all'interno di una zona pericolosa. Anche di queste casistiche ne abbiamo recentissime e i sistemi di protezione sono abbastanza banali, a volte non è neanche costoso metterli perché ci sono già, il problema è che vengono bypassati, disattivati e senza una vera ragione produttiva, perché uno che si abitua a lavorare con le protezioni poi alla fine le può usare tranquillamente. In uno dei casi mortali che abbiamo visto con protezioni bypassate, siccome la macchina si era danneggiata durante l'infortunio, per vederne una funzionante siamo andati in un'altra azienda dove sapevamo che c'era una macchina uguale a vederla, lì funzionava benissimo anche con le protezioni in funzione. Quindi il lavoro si può fare, a volte è proprio una questione di mentalità, di voler togliere tutto quello che sembra impacciare un po' il lavoro perché uno non è abituato a farlo, e il saper lavorare invece in sicurezza, con la sicurezza intrinseca rispetto al lavoro, è quello che dovrebbe essere il patrimonio di sicurezza degli anziani. Invece spesso l'anziano è esperto perché ha sempre fatto così, ha sempre lavorato in modo insicuro e gli è andata bene. E gli è sempre andata bene. Come possiamo cambiare questa mentalità e nel mondo imprenditoriale e nel mondo dei lavoratori? Lo dicevo prima, è un aspetto culturale, bisogna che noi cominciamo anche attraverso le scuole, soprattutto magari nelle scuole superiori, quando c'è un po' anche di avvicinamento al mondo del lavoro, dare una cultura che dica bisogna che i comportamenti siano fatti in un certo modo, vale per la strada, vale nel lavoro, vale nella vita quotidiana, perché se io ho sempre fatto così ma è sbagliato, ma basta una volta che dopo non mi vada bene, no? Se invece comincio a dire i comportamenti sono questi, è chiaro che dopo c'è una predisposizione a imparare meglio le norme. Seconda questione, se c'è una predisposizione c'è anche un maggior risultato. L'altro elemento è che è vero che magari noi critichiamo sempre, ma si può migliorare, che ci siano tanti percorsi formativi che magari riteniamo inutili,
però miglioriamo quelli che non sono inutili, però i percorsi formativi servono e non prendiamoli come un obbligo, perché se li prendiamo come un obbligo e accediamo così tanto per farli, e dopo quando siamo usciti dalla porta ci dimentichiamo dei comportamenti, è evidente che invece tutto è migliorabile, tutto può essere più efficiente, ma bisogna che partiamo dal messaggio che la formazione in cultura di sicurezza è necessaria. È fondamentale. Passiamo? Sì, sposo in pieno questa tesi, nel senso che è importante, tra virgolette, contaminare, diciamo, il mondo del lavoro con una formazione mirata e continua, perché il mondo del lavoro è in continua trasformazione. Io penso però che, appunto perché ci sono diverse concause su tutta quanta la questione degli infortuni sul lavoro, e su cose già provate, penso che tra virgolette, i controlli e le verifiche di prevenzione all'interno del posto di lavoro devono essere, tra virgolette, non sollecitati ma aumentati, perché ci accorgiamo che dove sanno che c'è qualcuno che gira, che c'è qualcuno che controlla, che c'è qualcuno che va a fare prevenzione, l'attenzione, diciamo, tra virgolette, è molto più alta. Insomma, l'aspetto coercitivo è fondamentale. Molto più alta. Per questo confidiamo, penso, per tutti gli attori che sono seduti al tavolo in prefettura, in questa, diciamo, tra virgolette, tavolo, cabina di regia, che vada ad affrontare questo tema della sicurezza, magari trovando alcune, diciamo, tra virgolette, soluzioni che possono migliorare questa situazione che si è venuta a creare negli ultimi mesi. Non sarà facile, però vedo che il tavolo sta lavorando a testa bassa e penso che qualche spunto possa venire fuori di positivo nell'interesse delle aziende e dei lavoratori, ma nell'interesse collettivo, diciamo, su questo tema delicato. L'importante è non tenere l'attenzione solo quando succedono i casi, perfetto, ma tenerla continua costantemente, perché è chiaro che il percorso è continuo. La no? cabina regia ha un'idea di continuità, di dare una continuità su un percorso, diciamo, tra virgolette, che possa affrontare questo tema che è delicato. Dottor Agnesi, allora, mi sembra di capire che comunque la parte meno giovane del mondo del lavoro è anche quella più difficile da intaccare su quelle che sono le abitudini, per cui se la formazione che si può fare a scuola sicuramente non si può fare a un 55enne. Sulla formazione mi permetto di fare un piccolo inciso, perché non è vero che le aziende non spendano per la formazione, così come non è vero che non spendano per la sicurezza in generale, a parte qualche caso patologico che può essere oggetto solo di intervento repressivo, ovviamente. Nella maggior parte dei casi che noi troviamo le aziende non vogliono essere inosservanti rispetto alle norme. Quello che fanno fatica a trovare spesso è un consulente all'altezza della situazione, perché gli interessi ovviamente sono diversi. L'azienda avrebbe un interesse che forse non sa, di avere un prodotto costruito su misura dal punto di vista della valutazione dei rischi e della formazione che deve essere una ricaduta della valutazione dei rischi. Chi vende una valutazione invece ha tutto l'interesse a farla nel più breve tempo possibile e quindi a farla generica e non specifica per l'azienda, e anche la formazione a volte è una formazione che non è che sia sbagliata ma è insufficiente. Le faccio un esempio domestico perché così possono capire tutti. Se io vado dalla casalinga e le dico non devi mescolare prodotti chimici incompatibili fra di loro, ho dato un messaggio che è vero, ma è solo metà del messaggio che deve arrivare, perché la casalinga non sa quali sono i prodotti incompatibili fra di loro. Le devo dire: nel tuo armadietto hai l'acido cloridrico, l'acido muriatico e la varechina, non li devi mescolare assieme. Molto spesso lo fanno perché pensano che pulisca meglio, ma così sviluppano cloro, che è uno dei gas tossici usati in Siria per bombardare i civili, e ne hanno ammazzati 100. Ogni anno c'è fatalmente il morto o il ferito grave che ha mescolato acido muriatico e varechina, e continua a capitare con la stessa frequenza perché il messaggio ovviamente non passa. Quindi forse dovremmo fare anche noi un po' di autocritica, perché non riusciamo a trasferire quello che è una conoscenza che ormai dovrebbe essere banale e diffusa a tutti, ma il messaggio non arriva. Insomma, si potrebbe pensare anche appunto a un linguaggio diverso, magari visivo, a un qualcosa a mettere sul piano dei comunicatori che vi diano una mano. Insomma. Sì, noi facciamo anche i corsi da comunicatore. Il problema è che c'è
Prima si parlava di fare più controlli, noi siamo un organo di prevenzione. Sì, è la verdura che lei va ad aprire le sportellette del... Sì, ma le aziende sono 60.000 aziende in provincia di Treviso, servirebbe un esercito per controllarli tutti e poi non vogliamo mettere, noi facciamo un numero di controlli che è abbastanza alto, in tutta la provincia di Treviso facciamo quasi 2.000 aziende all'anno e raggiungiamo il livello operativo che è quello previsto dagli indicatori nazionali. Dopodiché noi quando abbiamo fatto quello che è l'indicatore ci orientiamo verso altre attività perché come dicevo prima la sanzione per noi è un mezzo e non il fine e la paura soprattutto non è neanche uno strumento, certo, nel senso che crea poi nell'interlocutore un atteggiamento di chiusura ed eversione. Molte norme non è che siano tassative, prevedono un miglioramento continuo che noi riusciamo a sollecitare con la collaborazione. Tutto chiaro. Tutto chiaro. Allora signori, siamo in chiusura, io però ne approfitto a questo punto, visto che ho imparato anche delle cose, noi siamo un mezzo televisivo e affinché voi ci vediate dovete avere l'antenna, quindi mi raccomando, da domani se avete bisogno dell'antennista, occhio, perché dovete assicurarvi che arrivi predisposto delle misure di sicurezza per salirvi sul tetto. Ne approfittiamo, facciamo come una causa nostra. Pensavo che Antena 3 desse il servizio gratuito. La vedo un po' più. Signori, grazie a voi con noi, spero che questa puntata sia stata interessante e utile a quelli che ci hanno seguito da casa. Un caro saluto. Buongiorno. Buongiorno a tutti.